Dalla stazione, lungo le strade della città, in 600 hanno preso parte alla manifestazione contro la crisi climatica che ha riportato in piazza a Padova, come in altre 50 città d'Italia, gli attivisti del movimento Friday for Future. Per chiedere giustizia climatica e sociale. Oggi siamo in piazza come studenti universitari per ribadire che anche noi ci battiamo per la giustizia climatica. L'Università di Padova è un'università che si fregia di essere sostenibile quando in realtà ha in atto degli accordi con Intesa San Paolo, con Eni, che sono delle aziende che devastano tutti i nostri territori, quindi oggi siamo qui per portare queste istanze. La lotta ai cambiamenti climatici parte dai temi di attualità cittadina. Tra i partecipanti alla manifestazione tanti rappresentanti dei comitati, come quello contro la quarta linea dell'inceneritore e contro l'ampliamento di un magazzino alimentare in zona industriale. Alto anche il tema della mancanza di alloggi per gli studenti. Vogliamo appunto riutilizzare gli edifici sfitti, gli edifici abbandonati. Ci sono appunto oltre 70 edifici che sono del tutto abbandonati e che UniPD potrebbe riutilizzare. Invece continua a cementificare e a proporre, dare contributi per residenze di lusso. Con le tute bianche e gli striscioni colorati, i manifestanti sono entrati anche in un cantiere sotto il cavalcavia Sarpi Dalmazia, accendendo un fumogeno. Nella notte anche un blitz anonimo in una ventina di scuole della città. Questa mattina infatti gli studenti hanno trovato gli ingressi chiusi con i lucchetti.